Futsal People, buonasera da Enrico Coggiola e benvenuti a Torino, pala maggiore di Leni e l'84 Roma, ottava giornata di Serie A. Due squadre che sulla carta lotteranno fino alla fine della stagione per provare a vincere qualcosa di importante. Roma che lo scorso anno ha vinto la regular season, ma via, si parte, andiamo, buon divertimento con l'84 Roma, con l'84 che gira il primo possesso della sfida. Osico aspetta con la solita giocata, si gira bene, calciarocia! Ha segnato l'84, ha segnato Vinicius Rocha. Dopo l'esclusione si prende la sua giocata e gli bastano 32 secondi per mettere dentro l'1-0. Va dentro Murilo per Rocha, sfida Cuzzolino. Dimash, finte di corpo, vuole il fondo, sempre Dimash, poi palla in angolo, Braga prova a chiudere 1-2, Fortini! Ducci deve compiere un altro miracolo, il secondo della squadra di mister Paniccia, sempre Cuzzolino, palla sopra per Rescia di testa! Ha segnato l'84, ha segnato Maxi Rescia, palla perfetta di Leandro Cuzzolino, non può niente questa volta Daniele Ducci. 16-18 alla fine del primo tempo, 2-0. Attaccato forte da Avellino, prova ad andare in verticale, perde il rimpallo, Ercolessi si divora, sfida tra numeri 7, rientra Isgro, guarda la porta, deviazione, col pallone che termina direttamente in out, sarà angolo per la Roma. Si è acceso il numero 7 giallorosso, ci ha messo il piede Fortini col pallone che è andato abbastanza vicino,ava il pallone per la corsa di Coco che controlla Coco, Ducci ancora una volta, finta di corpo e sgasa bene su Murilo, palla centrale, l'ha toccata forse Fortino, ma quello che importa è che ha segnato la Roma. Sbaglia la difesa dell'84, Seferi palla dentro, da verificare se ci sia stato il tocco di Robocop Fortino, rivediamo esterno dentro, Tondi non la trova, il gol è tutto del numero 17, 2-1. In profondità per la corsa di Rescia, Legisgro che spinge la transizione, Coco sul pallone, poi scivola addosso a Isgro, fischiato il primo fallo ai danni di Coco Wellington che viene anche ammonito, primo giallo della partita. Passa bene su Coco, Isgro suolata e calcia, Tondi questa volta la blocca molto bene in due tempi e fa ripartire in transizione l'84 con Rescia d'esterno dentro con una mano forse Seferi. Ha bisogno di uno scarico Rocha che si gira, calcia Rocha con la punta del sinistro, resta giù Vinicius Rocha che se n'è andato benissimo su Avellino, non c'è deviazione, forse sfiorato il palo alla destra di Daniele Ducci. Avellino ha cercato la palla dentro, occhio Seferi che calcia, Rescia in coabitazione con Tondi che lotta con Dimash, prova a girarsi Braga, passa in mezzo a due, questa volta c'è il fischio da parte del secondo arbitro Cini, punizione in favore dell'84 da una posizione molto interessante per una giocata o anche per il mancino di Leandro Cuzzolino. Poi rivediamo il bel lavoro da parte di Lucas Braga, steso da Di Eugenio. Osico e Coco pronti dentro l'area, Fortini lascia Cuzzolino che va in porta, ha segnato l'84, ha segnato Leandro Cuzzolino, la bomba con la sinistro del campionissimo argentino che a 7:57 dalla fine del primo tempo fa 3-1. Sfida Murilo, Dimash, Tondi molto bene, 3 contro 2 per l'84, Siqueira va dentro da Fortini, Ducci ancora con un altro miracolo, il terzo del suo primo tempo, palla geniale di Lucas Siqueira, ottimo attacco al secondo palo da parte di Giuliano Fortini, che parata di Daniele Ducci. Seferi
non passa su Rocha che gli porta via il pallone. Rocha, Ducci e poi Seferi, alla fine arriva Siqueira. Ha segnato l'L84, ha segnato Lucas Siqueira di forza, di prepotenza, non può niente. Ducci questa volta è 4-1 a 5:21 dalla fine del primo tempo. Si piazza dietro l'L84, Avellino, palla in angolo per Marcelinho che l'ha fatto bellissimo. Marcelinho a 4:54 dalla fine del primo tempo la riaccorcia un'altra volta, 4-2. Sulle sue tracce, doppio passo di Rocha, calcia Rocha, centrale, la blocca Ducci. Sarà bella giocata del numero 70 dell'84 che però quando lascia partire il mancino trova solamente le mani di Daniele Ducci. Finta su Osico e palla in verticale, legge Cuzzolino, poi di primo Osico per Murillo, corre forte Rescia, visto e servito, Rescia, calcia Rescia, deviazione di Fortino, un'altra paratissima di Daniele Ducci, controllo difficilissimo di Rescia e parata altrettanto complicata per Daniele Ducci. Cambio lato per andare da Cuzzolino, si rette il ritmo e calcia. Marcelinho scava il pallone, Fortino, si chiudono 1-2, Marcelinho e poi Cuzzolino, cambio lato, Rescia di prima dentro per Fortini che ci ha provato un'altra volta di testa, non centrando però lo specchio della porta. Ducci comunque sembrava in traiettoria, Cuzzolino guarda la porta e va dentro da Coco, impegnarsi per una rincorsa difensiva, Fortino dentro da Cuzzolino che non trova lo specchio della porta da 0 metri, divorandosi il gol del 5-2. 1-2 con Rescia che aspetta, centrale Cuzzolino con spazio, calcia sparando ancora salve col sinistro a 17 secondi dalla fine del primo tempo, il 17. Sono la sirena, finisce qui la prima frazione di gioco tra L84 e Roma. Ci siamo, tutto ok, si attende il fischio che arriva, via si parte, andiamo, buon divertimento col secondo tempo di L84 Roma, con la Roma che gira il primo pallone. Osico fuori dai blocchi dopo lo scatto in verticale di Rescia, Osico vince il rimpallo, guarda la porta, Rocha, poi Osico calcia andando vicinissimo al palo alla sinistra di Ducci, bello scambio tra Rocha e Osico, è andato a prendere un po' di fiato dentro Avellino e anche Robocop Fortino. Sulata Isgro, calcia Isgro, deviazione, Tondi la fa sua in 2 tempi. Dimash, Avellino, palla centrale, Raguso sulle sue tracce, Braga sporca il pallone da Avellino che ci prova, palla sopra verso Dimash che mette giù, finta e poi isolamento con Fortini, rientra Dimash, Braga gliela porta via solo per un attimo, Fortino prova a calciare, metacampo difensiva della Roma all'84, bella giocata di Braga che va dentro, angolo verde-nero. Murillo, palla sopra per Braga al volo, si riposiziona la difesa dell'84, Marcelinho calcia, Tondi la tiene in 2 tempi, Marcelinho prova a imbucare il pallone, Tondi rimpallo e poi la trova, Avellino fuori per Ercolesi che fa partire il mancino, Braga poi calcia Marcelinho, lascia lì Dosico, Siqueira guarda la porta e calcia, Ducci molto bene in tuffo, si distende e allunga il calcio d'angolo sulla bomba da parte di Lucas Siqueira. Avellino in verticale, Siqueira lavora, poi va giù, non c'è niente, Fortino guarda la porta, rinviene Murillo, poi ancora Fortino, Osico a frapporsi 1 contro 1 con Osico, Isgro prova a mettere dentro, intervento duro di Siqueira ma sul pallone secondo il direttore di gara, protesta in maniera veemente Fortino, ma siamo già dall'altro lato con Siqueira che prova a sterzare, poi va giù Avellino, c'è il fischio, fallo di Lucas Siqueira e tiro libero in favore della Roma, 7-11 dalla fine. Qua il fallo evidente di Lucas Siqueira che non ha voluto far ripartire Luciano Andres Avellino. Va Marcelinho, Tondi per il boato del Palamaggiore, poi rovesciata di Marcelinho che non trova l'impatto col pallone, sarebbe probabilmente venuto giù tutto il settore ospiti sul gol in rovesciata, considerando che non può più commettere falli. Espulso intanto un componente della panchina dell'84,
Marcelinho, Isgro prova ad andarsene in mezzo 3, sempre Isgro calcia, da qua rivediamo la bella giocata ed il destro di Anthony Isgro. Rientra Isgro, prova a passare, calcia, Isgro centra Cuzzolino, il pallone se ne va, poi Tondi vuole giocare velocemente perché non c'è Ducci, pallone per Rescia che lo scava e Rescia ha trovato solamente l'esterno della rete, rientra Fortino, si gira, passa Rocha, sempre Rocha, scarico per Rescia dentro di prima e poi va giù la porta, deve fermarsi il tempo, Rocha si è lanciato letteralmente dentro i pali della porta della Roma, ha lavorato bene in fase difensiva la squadra di Daniele Dorto, con Di Eugenio che è andato a toglierla dalla disponibilità del pivot brasiliano, che poi come vediamo è franato completamente dentro la rete. Calcia Tondi con un miracolo, poi Dimas lascia saggiamente scorrere. Avellino, altra doppielina, Marcelinho calcia, centra Cuzzolino sul volto, poi la conclusione se ne va. Col pallone che è uscito vorrebbero un tocco di mano da parte di Leandro Cuzzolino che resta giù. Che suola e va col sinistro prendendo in pieno volto. Cuzzolino può dare l'ultima speranza alla Roma. Fortino, Avellino, palla centrale, Isgro si gira, va giù e c'è il fischio, calcio di rigore in favore della Roma senza dubbi. Cini, palla centrale, Isgro che è al limite dell'area, il contatto forse è dentro. Contro Tondi, va Dimas, Tondi con un miracolo, poi Rescia allontana, possibile 2 contro 1 per l'84, Osico, scarico Fortini, calcia Fortini, ha segnato l'84, ha segnato Giuliano Fortini e la dura legge del gol, del calcio, gol sbagliato, gol subito, 5-2 ad 1 minuto dalla fine Giuliano Fortini. Anche il calcio di rigore ci prova ancora la Roma nel finale. Avellino calcia, Tondi la trova, guarda la porta, prova a lanciare ancora Fortini, non c'è il portiere, c'è Osico, visto e servito, scavetto di Osico con l'esterno. In buca, non passa il pallone, Rescia lo trova, Avellino in angolo da Marcelinho, altra paratissima di Tondi e Boato della panchina dell'84. Avellino, palla in angolo per Marcelinho che la scava dentro da Fortino. Tondi se la ritrova con un po' di fortuna, poi decide di andare in avanti da Rescia. 5 secondi, pallonetto di Rescia a pochi centimetri dalla traversa della Roma. Aizza il popolo di Torino Leandro Cuzzolino con la parata di Fabio Tondi, che poi è francamente fortunato a trovarsela tra le mani. Sono 3 i secondi che restano alla fine, la lascia lì Fortino, suona la sirena, luci spente al Pala Maggiore di Leni. L'84 torna a vincere dopo il momento no, battendo per 5-2 la Roma al termine di una partita bellissima al Pala Maggiore di Leni. MVP nel finale Fabio Tondi con una parata su rigore e su tiro libero a decidere il parziale negli ultimi istanti di gioco. Dal Pala Maggiore di Leni è tutto, un saluto ed una buona serata da Enrico Coggiola.